वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरल सख्तां दे चरणों 'च बेनती की जाती है। गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार कस्तलुक्के दी साध संगत वालों qui siamo venuti tutti per rispettare il nostro Corano, che diciamo, si può dire anche al libro, non è un libro, perché oggi come oggi è una giornata quando era nato la nostra religione, e per celebrare quel giorno lì lo iniziamo quando dà la permesso il direttore della Mantova, che deve essere come giusto 13 aprile. Però noi rispettiamo dove stiamo abitando, allora rispettiamo anche le regole dove quando danno permessi, quello lì lo organizziamo la festa per ogni anno. Davanti che sono 5, si chiamano i santi, noi del 5 un numero importante per noi, che sono 5 con le spade nude. Quello non da avere paura, perché quelli un simbolo da stare calmi e come si comporta con l'arma e senza fare casini, che loro vanno avanti con l'arma nuda ma senza fare niente di grave. Davanti ci sono quelli che puliscono la strada per un rispetto al nostro Dio, che poi le bagnano anche, tutto quello lì sono per rispetto, e poi un segnale anche da tenere il paese pulito. Questi da tutta Mantova e Giona, e poi vengono anche da Brescia, Reggio Emilia, dalle altre città, perché trovano, così uniscono qua per una preghiera e una celebrazione dal Sikh, che loro vogliono, così trovano tutti, anche quelli che portano qui da mangiare, non sono tutti di Mantova, ci sono anche di Reggio Emilia, del Brescia, tutte città intorno. È un motivo di grande soddisfazione. Da più di 10 anni apprezzo e conosco la comunità Sikh, proprio per dialoghi anche interreligiosi realizzati anche a Nogara con la comunità Sikh e la Chiesa Cattolica, proprio perché anche l'integrazione parta dalla spiritualità, e da feste come quelle di oggi molto colorate, molto ricche. E noi abbiamo avuto un'idea, sempre per valorizzare al meglio la comunità indiana e in modo particolare la comunità Sikh. Noi per la 50esimo dei Madonnari, che quest'anno è l'antichissima Fiera delle Grazie, dal 14 al 18 d'agosto avremo uno spazio dedicato proprio all'India, alla valorizzazione culturale, tecnologica e commerciale dell'India. Ci sarà da divertirsi. Indiana è molto numerosa da noi, quindi siamo orgogliosi di averla tra di noi, perché è integrata molto bene, sta lavorando, sta molto attivamente. Siamo qua per l'integrazione e per la comunità, per conoscerci e farci conoscere, perché vogliamo essere fuori per dialogare in modo che ci possiamo un po' spiegarci le nostre, diciamo, la religione e tutto quello che riguarda, सीने दे विच लगी बोली उठ खड़िया जट धर्मा।